Si avvicina il potenziale salvataggio dei locali di Prosciutterie SRL, azienda collegata al marchio di prosciutto crudo Doc Dall'Ava, fallita lo scorso 7 marzo. Due le offerte presentate e sembra aver avuto la meglio quella di Immensa, società di Reana del Roiale, presieduta dal friulano Stefano Cautiero. La seconda, una Newco facente capo ad Alessandro Vescovini, resta per ora dietro. Lo deciderà alla fine il curatore Alessandro Paolini, chi la spunterà, ma sembra concreta la possibilità che Immensa abbia così la gestione per almeno 6 mesi di locali importanti tra San Daniele e Palmanova, compresi i due udinesi, il Caffè DM e il piccolo bar di Via Rialto. Una buona notizia per i lavoratori, in attesa di verificare la conversione dei contratti d'affitto dei vari locali, perché con il cambio gestione i sindacati hanno stabilito che saranno garantite le stesse condizioni contrattuali delle scorse gestioni, con impegno di non riduzione del personale durante la durata del contratto d'affitto. Una bella schiarita per queste attività, con Immensa che da 20 anni si occupa di ristorazione, gestendo Rifugio Zoncolani, punti di ristoro del Blue Energy Stadium, e recentemente aveva anche sotto controllo la birreria ai piombi di Via Manin.